Qui accanto a me Marco Antonio Pani, che accogliamo naturalmente con un applauso. Allora, anche per quanto riguarda Marco Antonio, la collaborazione risale ai primi anni 2000, perché Panas è del 2005. Sì. Esatto, Sì. è del 2005. Anche in questo caso, come dicevo prima, uno dei primi lavori che vanno verso la finzione, verso il cinema di finzione. Come ho detto prima, Il mare è del 2004 e da lì insomma si è aperta una strada. Tu ti sei occupato di miti e leggende della Sardegna con Panas. con Panas, esatto. Sì. Poi naturalmente le collaborazioni sono state diverse, intanto perché ha fatto parte diverse volte come commissario del concorso Avisa, per esempio, e poi ricordo altre produzioni come Maialetto della Nurra, Capo e Croce, che ci vede come coproduttori. Sì, allora, 2005 in realtà è l'anno in cui Panas è stato girato, ed è stato girato grazie appunto al bando Avisa del 2005, al quale io accedetti per il rotto della cuffia, perché avevo 39 anni e il limite d'età era di 40 anni, quindi ero proprio giusto. Ci ho partecipato sapendo che era l'ultima occasione per farlo, quindi era la prima volta che me ne accorgevo che esisteva il bando, e la prima volta, è l'unica in cui potevo partecipare. E mi ha detto bene, però mi ha detto meglio di quanto si possa pensare solo per il fatto che ho vinto il bando in realtà, perché avevo questo progetto pronto che era Panas, avevo la sceneggiatura, il progetto, l'ho presentato, ma ce l'avevo da tipo 5 anni, che era un progetto sostanzialmente di finzione, che semplicemente volevo ambientare a Olmedo, che era il paese di mia madre, dove io andavo in vacanza da ragazzino tutte le estati. In realtà dal paese mancavo da tipo 15 anni che non ci andavo, vivevo in Spagna e comunque me ne ero allontanato già molto tempo prima, e quindi tornare lì è stato in realtà una riscoperta del paese, delle persone del paese da parte mia, ma anche da parte loro nei miei confronti. Era un progetto che doveva essere un progetto etnografico, antropologico, di antropologia visuale, come diceva il bando, e ovviamente io avevo il dubbio che il mio progetto, che era di finzione, potesse avere le caratteristiche adatte. Quello che ho fatto è stato cercare di dotarlo delle caratteristiche adatte quando ho iniziato a girarlo, perché la storia raccontava di un mito che era quello delle panas, cioè dei fantasmi delle donne morte di parto, che vagano per 7 anni di notte a lavare i panni dei loro bambini nelle notti di luna piena, e se qualcuno le intercetta, le disturba nel loro lavoro, loro hanno la capacità di mandare delle maledizioni tremende e causare cose molto brutte, come per esempio la perdita del figlio o della moglie della persona che li interrompe qualora questa fosse incinta. Ora, tutto questo io non l'avevo mai sentito se non leggendolo in un brevissimo racconto di Dolores Turchi. Quello che è successo quando ho iniziato a preparare il film è stato che nella comunità di Olmedo pareva non esservi alcuna traccia di questa tradizione, e invece pian piano nel corso delle interviste, dei casting, delle prove costume, eccetera, eccetera, è riemersa, ma anche in modo importante. Tanto che alla fine anche la sceneggiatura della storia del film si è modificata proprio grazie all'apporto delle persone del paese. Poi questa strada l'ho continuata a seguire dopo Panas nei progetti che hai citato, e la ricerca è diventata proprio quella di fare film, anziché film sulla gente, di fare film con la gente. Fare film con la gente mi permetteva una grande libertà, perché potevo permettermi anche di non scrivere completamente il film, perché anzi me lo lasciavo libero di poter essere scritto insieme alle persone che poi conoscevo durante la preparazione. Questo è successo con Maialetto della Nurra, è successo con Capo e Croce, anche se Capo e Croce è un documentario, e sta succedendo con il film che sto realizzando adesso. Bene, prima con Paolo parlavamo anche
del coinvolgimento di intere comunità, no? È anche il tuo caso, così come è anche il tuo caso l'aver continuato nel tempo collaborazioni che nascono proprio da Panas, no? Noi ritroviamo, ora non ricordo il nome di... Giovanni Masia, Esatto, Giovanni il Masia, protagonista. che è ormai, diciamo, una presenza costante nei tuoi lavori. Sì, di fatto è successa questa cosa, praticamente è come se il mio cinema avesse iniziato con Panas un percorso che doveva arrivare più o meno fino a dove sta arrivando adesso, almeno per quanto riguarda la realtà di Olmedo, di certi personaggi e di quel tipo di ricerca. Tant'è che quando, in realtà cosa è successo? Che quando ho finito Panas, l'ho presentato a Olmedo, il segretario comunale di Olmedo nel presentarlo disse: mentre guardavo Giovanni Masia che tornava a casa sconvolto, temendo che sua moglie, eccetera, 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 ho pensato a Ulisse che torna a Itaca per salvare sua moglie, il figlio, eccetera. E io lì ho detto: ma se io sono riuscito a raccontare la storia delle Panas con le persone di Olmedo, posso raccontare l'Odissea con le persone di Olmedo o comunque con persone della Sardegna che non sono attori. Questo è successo nel 2006. Siamo nel 2013, adesso sto finendo l'Odissea, dove Giovanni Masia, che è il protagonista di Panas, fa Ulisse, e tutta una comunità di persone, non solo di Olmedo, ma anche di Rosei, di Nuraminis e di tanti altri posti, partecipa al film. Sicuramente al film, certo. Allora, io so che tu hai portato una selezione di lavori che magari possiamo commentare. Va bene? Sì. Quindi possiamo far partire, poi sarai tu magari anche a dare indicazioni su dove fermarci, perché ho visto che è un unico file. Sì, in realtà, guarda, parlo con te, lassù. Senti, allora, all'inizio c'è di Panas uno spezzone del documentario, poi una specie di potpourri di pezzi del film con una musica, per dare l'idea del prodotto finale. Quindi proiettiamo quei due prima e ci freniamo un attimino. Dico soltanto all'inizio che il primo dei due spezzoni è un documentario di making of del film, dove in realtà che è il vero documento etnografico, perché lì si vede che cosa è avvenuto nella comunità e come questa leggenda piano piano è venuta a galla. Bene.